3, 2, 1, via. Ciao a tutti, io sono Mario e bentornati su Big Rocket Project. Oggi andremo a realizzare un one day build. Metterò un attimo in pausa i progetti su cui stavo lavorando per dedicarmi a questo progetto che deve essere concluso oggi e è mezzogiorno, quindi decisamente non abbiamo più molto tempo. Ottimo, in questa nuova zona che vi sto facendo vedere ora verrà realizzato lo studio fotografico di Giacomo, dove farà e ha già fatto tutte le varie foto per i nuovi prodotti che verranno lanciati. Ad aiutarmi oggi in questo progetto, come sempre, c'è il buon Gabriello. Adesso facciamo un attimo di briefing, ci dividiamo i compiti e cominciamo. Ottimo, allora il lavoro che dobbiamo fare oggi qual è? Dobbiamo creare uno scenario utilizzando questi pannelli qua per terra che avete appena visto che li abbiamo sistemati io e Gabriello. Quello lì è un pannello di MDF di 3,20 m per 2,60 m. Abbiamo preso due pannelli del genere e questa sarà la struttura per fare questo muro di scenografia. A questo dovrò andare a creare un frame di supporto, che è la cosa che faccio ora, finché Gabriello va a comprare altro materiale che ci manca. E poi con queste travi qua dietro dovremo fare delle gambe di sostegno per tutto. Quindi ora andiamo alla troncatrice e facciamo questo frame. Ok, quindi adesso andiamo a fare i primi travetti per la struttura che devono essere da 3,20 m. Quindi 3,20 qui. Ora andiamo a tagliare questi travetti più grandi che faranno le gambe per sorreggere poi tutta questa struttura qui. Abbiamo preso giusto, 93 spaccato, questa andrà poi fissata così e qua ci facciamo un tramezzo, quindi facciamone una e poi capiamo. Bene, ora per andare a fissare insieme le parti che faranno la gamba utilizzerò queste viti da carpenteria da legno lunghe 16 cm e dovrebbero andare bene. Mamma mia che potenza sto coso, mamma mia. Di certo questa non va da nessuna parte. Ora ne mancano da fare altri 3. È stata fatta un attimo una prova per vedere se la struttura riuscivamo ad alzarla per poi fissarla meglio, però si è aperta, quindi adesso devo ritogliere tutto qua e finalmente è arrivato. Grazie, era ora vecchio. Molto bene, bravo. Quindi adesso bisogna ritoglierli tutti questi, incollarli e viti. Certo. Ok, finché adesso lui rifà questo lavoro qua, noi andiamo su che facciamo un lavoro con la sega nastro. Ora abbiamo finito i travetti, li carichiamo e andiamo. Bravo Skate, porta tutto.
Ok, quindi? Allora, dobbiamo trovare un posto per pitturare. Potremmo appoggiarlo lì, ma non è molto stabile, quindi metterei un bel telo per terra qua. Cerchiamo di tirare su questo bello scenario leggero e cerchiamo di posizionarlo là senza romperlo. Ma lo vuoi prima fissare la struttura? Cioè lo tiriamo su, lo fissiamo potrebbe essere anche quello e poi lo spostiamo. Sì, se tu sei pronto, sì. Sono nato pronto io. Allora fissiamo questa Anzi. struttura. Cioè, potremmo fissarla già da terra a questo punto. Li fissiamo già da terra e non facciamo altro che alzare la struttura. Potrebbe essere Poi un'idea... mettiamo un telo qua sotto, così non dobbiamo neanche spostarlo. Cosa ne pensi? certo! È normale! Ok. Pronto? Usa la schiena, mi raccomando. Vai. Oddio! Oddio! Sta funzionando. Funziona. Sta ancora funzionando. Cioè, giusto per scala, prova a metterti vicino e vediamo questo muro scenografico quanto è grande. Ok. Buongiorno, benvenuti su Big Rocket Project. Io sono Gabriello, l'aiutante di Mario, colui che sta tenendo la camera in questo momento, e questo è quello che abbiamo costruito oggi, in metà giornata. Ottimo, allora, queste qua sono le ultime cose che mancano, quindi pittura bianca e dei profili in plastica. Di cosa sono fatti? È tipo polistirolo. Stirolo rigido. Sono quelli stessi che ci sono in ufficio. Ah, ma è plastica! La cosa bella di questi è che li puoi tagliare facile, puoi fare gli angolari facili e soprattutto non si segnano se vengono colpiti mentre lavori, perché non sono di polistirolo morbido. Figata. Allora, adesso, siccome qua c'è questa aggiunzione con l'altro pannello e per mascherarla mettiamo quei profili che avete appena visto, adesso dobbiamo semplicemente non si vede niente, semplicemente da dietro pareggiarli e mettere anche un listellino, no? Così li tiene a pari, che dici? Sì. Dove stai? Sotto tu? Sì, appena sotto. Mamma mia, che finitura. Così? È ok? Voilà. Parete terminata. E sono ancora tutto nero. E sei ancora tutto nero. Incredibile, eh? Incredibile. Quindi ecco, il muro è stato terminato con successo, one day build portato a termine. Ora ci resta solo che allestire tutto per lo shooting. Roll. Our first project is a calendar, and it looks like this. E più alto, 3, 2, 1, via. Bella. Bene, siamo arrivati alla fine anche di questo progetto. Fatemi sapere con un bel pollice in su se questo nuovo format One Day Build vi è piaciuto, così in futuro porterò nuovi episodi. Prima di salutarci volevo lasciarvi con due ultime news. Una, siamo arrivati a più di 5.000 iscritti sul canale e per questo vi ringrazio molto. A tal proposito volevo portare sul canale un video Q&A, così da conoscerci un po' meglio. Quindi se hai domande su di me, sul lavoro che faccio, sulle attrezzature, progetti o quello che preferisci, lascia un commento qua sotto con l'hashtag alla fine Q&A. Seconda cosa, la settimana prossima farò uscire un video dietro le quinte proprio di questo spot per farvi vedere come è stato girato. Onestamente è una cosa che a me ha sempre incuriosito, sapere come si girano determinati video e come si ottiene un determinato risultato. Spero che possa far piacere anche a voi. Inoltre qua sotto in descrizione vi lascio il link al canale di Giacomo, dove proprio oggi è uscito un nuovo video. A me non resta sempre che ringraziarvi tutti per il supporto che mi continuate a dare e ci vediamo il prima possibile in un nuovo video.